L'airone da che sta? Ah, è una bellissima moto che sta qui. No, adesso si chiama Elettrone perché è tutta elettrica. Ma no, dai, davvero elettrica? Sì. Anche tra gli appassionati di moto d'epoca, il gesto simbolico di trasformare la mia vecchia moto in elettrica riscuote consenso e curiosità. È un genio per me, quello che ha avuto questa iniziativa. Non consuma, non Mangia inquina, poco. non inquina. Ascolta il rumore, eh? Guarda. Ah, l'elettrica da buon Dio, insomma. Cosa dici? Ah, è vero, è vero. Mi ricordo quando ero bambino che c'era il tram elettrico che andava da Mantova, che andavo a scuola. Vuoi mettere anche la mia bicicletta adesso elettrica? Adesso questa innovazione dell'elettrico, no? Che non inquina. Perché io sono un ambientalista nato, Slow Tour, un viaggio agroalimentare, in missione per conto del Grana Padano, alla ricerca di idee e buone pratiche ambientali verso la transizione ecologica. Proseguo il mio viaggio lungo la Valle Padana, da ovest verso est, dalle valli cuneesi verso l'Oltrepo, dal Piemonte alla Lombardia. È incredibile andare in moto nel silenzio. Oh, grazie a Elettrone mi sembra quasi, non lo so, di gustare di più i profumi, di vedere di più i colori. E quindi, lavanda! La lavanda. La lavanda è un fiore eccezionale, è una pianta officinale. È molto significativo il terreno su cui cresce la lavanda. Non cresce dovunque, Ci vuole un terreno come questo, un po' scosceso, un terreno che non trattenga l'acqua, perché la lavanda vuole tanto sole, tanta acqua, ma che scorre. La lavanda è delicata e il suo profumo è delicato, serve a un sacco di cose la lavanda. La lavanda è una pianta miracolosa, è un insetticida e un deodorante naturale, serve a fare saponi, balsami, tonici, creme per la pelle o contro le micosi, è un antidolorifico e serve per impacchi e massaggi, è un antinfiammatorio e cura il mal di schiena e il torcicollo. Mi è venuta una piccola poesia sulla lavanda. Lavanda, fiore eccezionale, lavanda, erba officinale, lavanda, olio essenziale, lavanda che si raccomanda per profumare la mutanda. Ah, la lavanda. Proseguiamo il viaggio, ma prima vorrei farvi vedere una cosa. Allora, della lavanda si usa praticamente tutto, ma rimangono dei residui. Bene, in nome dell'economia circolare ho scoperto che si fa anche la carta con la lavanda. Carta di lavanda. Profuma, sì, e soprattutto recupera tutto ciò che si dovrebbe sprecare della lavanda. Questa è l'economia circolare, questa è l'agricoltura che guarda al futuro, come Elettrone. Oh. Via, in silenzio. Buongiorno. Cosa stiamo curiosando qua? Scusi, sa? No, Buongiorno. ma ho visto questo oggetto lunare. Che cos'è? Beh, questa è una macchina terrestre, non lunare, perché in quanto è sulla Terra e lavora la Terra. E lei è in grado di fare un orto praticamente da sola, comandata da un PC, e esegue queste lavorazioni sull'orto e fa crescere queste verdure. Cioè, fa tutto da sola? Diciamo che fa una preparazione del terreno in autonomia. La semina in autonomia, fa i trapianti, dopodiché la macchina segue il ciclo della cultura praticamente da sola. Fa le irrigazioni, le zappature e ti avvisa quando pensa che le piante siano pronte da raccogliere. In pratica un robot che coltiva l'orto. Va avanti da sola? Va avanti da sola. Io non sto facendo niente. Ma che delicatezza! Poi è una macchina che non calpesta mai il terreno come stiamo facendo noi. Certo, scusi, io non volevo... Non certo, importa. sì. Fa tipo un orto sinergico. Dai, ma l'orto sinergico è un orto estremamente tradizionale, perché sinergico vuole dire che mette assieme con la sua testolina qua del computer
delle verdure che assieme stanno bene, si aiutano. Addirittura questa macchina può seguire le fasi lunari. Esempio, supponiamo che io voglio seminare delle carote quando si fa la luna alle 2 di notte e la programmo che alle 2 lei parta con la semina. Ma è incredibile, è il massimo dell'innovazione assieme al massimo della tradizione. Fa un orto sinergico e semina con la luna, quindi qua siamo Esatto. alla Poi- biodinamica applicata al futuro. Tradizione e innovazione, proprio come il mio elettrone. Prima di allontanarmi definitivamente dal Piemonte, Posso prendere un piattino, signora? Certo. vado a trovare la signora Carla. A lei risulta questo proverbio: San Giuseppe apporta la marenda ante il fassolet, San Michel apporta la marenda in ciel. Le Sì, risulta? sì. E cosa significa? Lei non ha pronunciato molto bene, Lo però sapevo, va la bene. signora Carla è una precisa. Vuol dire che tra San Giuseppe e San Michele, cioè d'estate, i contadini facevano merenda prima di cena. Di cosa stiamo parlando? Della famosa merenda sinoira. È una merenda che anticipa la cena. Perché poi tornavano a lavorare nei campi fino a dopo il tramonto. Cerchiamo di capire, gastrostoricamente, da cosa era composta la merenda sinoira. Sto facendo il bagnetto verde, aglio e prezzemolo, un po' di aceto, un'acciuga, Buona, potente, eh? dava energia. E poi i formaggi qua, naturalmente. Sì. E tumin del mel che si mangiano con la cugnà. La cugnà? La cugnà è la marmellata di mele cotogne, nocciole, vino. Ma la cugnà è una rarità. È stupendo. Vabbè, quelle là sono... Le zucchine. Sono delle zucchine, queste... In carpione. Ah, E aceto con acqua, cipolla, la salvia. e io noto una cosa, signora, che i vostri sapori sono tutti gradevolmente aspri. L'aspro è sempre per la conservazione. Quindi c'era questo aspetto della conservazione Sì. e quindi che non si butta via nulla. La bagna cauda mi racconta com'è? Allora, acciughe, perché Acciughe, quelle- non mancano mai. Acciughe, una testa d'aglio a testa. Dai, potrei morire. E poi c'è la panna. Ah, ecco, Questa che era carne. è la carne cruda. Sale, pepe e olio extravergine, basta. Un po' di grana padano DOP. Questo è il massimo. Adesso va di gran moda la pericena. La pericena? Ma la pericena era la merenda sinoira. Certo, non sarebbe bello chiamarla così. Grazie, signora Grazie a Carla. lei della- Molto gentile. Grazie mille, arrivederci. Zitto zitto, piano piano, senza strepito e rumore, di motore, riparto alla ricerca di esempi di agricoltura ecosostenibile e qualche decina di chilometri più avanti Cos'è arrivata la merenda? È arrivata la merenda, dopo trovo un contadino che fa merenda davvero. pane fatto con le nostre farine, già condito. Che già nasce con dentro il salame. È così, è di serie. E il salame da dove viene? Il salame viene da sotto casa mia, maiale allevato da noi con gli scarti della molitura delle nostre farine. E questa? Questa invece è la tipica merenda del contadino nell'Oltrepo, sì. la schita, La schita, sì. sì, fatta sempre con le nostre farine. Leonardo, 27 anni, perito agrario e agricoltore. I social ti accreditano come colui che ha scritto questa frase: faccio il lavoro più bello del mondo. È vero, lavori tanto, sacrifici, però alla fine ti guardi intorno, sei all'aria aperta, padrone di te stesso e padrone del tuo destino. E tutto il resto poi andrà dietro, sia dal punto di vista economico, lavorativo, ma la libertà è la prima cosa da considerare. Leonardo è soprattutto legatissimo al suo territorio e ha delle motivazioni particolari. Io prima ero nell'esercito, poi mi sono congedato e ho detto voglio andare avanti a servire ancora il mio paese, ma sotto un'altra forma. Cioè rivalutare i miei territori, le mie zone e farle vivere di agricoltura, di turismo. Ma psicologicamente interessante. Allora, un ex militare che ha voluto continuare a combattere,
una guerra tutta particolare, ma Sì. va bene, quindi agricoltore e filosofo, mi sembra giusto. Come filosofo è bravo, ma come agricoltore non lo capisco. Ma dove mi hai portato qua? Ma che cos'è sta roba? Non ci capisco niente. Mi sembra di riconoscere una varietà di grano, ma dopo ce n'è un'altra. Cos'è? È un mix varietale di grani antichi. Un mix varietale di grani antichi? Sono grani ancora, diciamo, rustici e rurali, non lavorati dopo la rivoluzione, diciamo, industriale. Noi in questo campo abbiamo seminato il Gentilrosso, il Verna, il Sieve, il Frassineto. Che sono tutte varietà Sono di tutte grano. varietà di grano. Tenero. Tenero. Grano tenero. Tenero. Parentesi, cosa sono i grani antichi? Prima di tutto non sono proprio antichi, sono stati selezionati circa 100 anni fa. Il più famoso è il senatore Cappelli, grano duro, inventato nel 1915 dall'agronomo genetista Nazareno Strampelli. I grani antichi sono in genere molto alti, come Leonardo. È interessante questa cosa della statura, cioè dell'altezza del grano, un po' come tra me e Leonardo, no? Cioè abbiamo No. una taglia diversa, ma ognuno ha un suo perché. Però bisogna dire che i grani alti si allettano, cioè si piegano, e poi producono forse più paglia che grano. Infatti un ettaro di grano moderno, cioè selezionato recentemente, produce 60 quintali. Un ettaro di grano antico circa la metà. Quindi perché coltivare oggi grani antichi? Zero concimazioni. Sono rustici, quindi resistono perfettamente a patogeni, malattie fungine. Nel mix abbiamo messo insieme le varietà che secondo noi nel nostro ambiente garantiscono una farina lavorabile, ricca di proprietà nutrizionali e soprattutto genuina. A proposito di farina, Leonardo non vende il suo grano, lo conferisce al mulino dell'Associazione Grani di Tradizione dell'Oltrepo, e sottolineo tradizione. Seguendo i grani di Gentilrosso del nostro amico Leonardo, sono arrivato qua al Mulino Montagna. Buongiorno Nicolina. Buongiorno. C'è proprio tutto. C'è la signora, la mugnaia, c'è l'antico mulino, ci sono gli antichi strumenti. Questa era la famosa sessola, così detta. Ma comunque c'è profumo di farina, ma c'è profumo anche di economia circolare. Guarda, questa qui è la crusca, quella che rimane e che naturalmente va agli animali. Ma oltre alla tradizione c'è l'innovazione. Qua, di fianco al vecchio mulino, c'è un mulino assolutamente moderno. Ma quale sarà l'innovazione? Seguendo i chicchi di grano antico coltivato da Leonardo, come se fossero le bricioline di Pollicino, sono arrivato al vecchio mulino dell'Associazione Grani di Tradizione dell'Oltrepo. Ma oltre al vecchio mulino c'è anche un mulino moderno. E quello è il moderno Giorgio. Scusa, ho sottolineato moderno perché sennò sembra che facciamo della nostalgia, ma qui siamo nel presente, giusto? Sì, esatto. Ecco. Qui voglio capire che senso ha oggi coltivare grani antichi. Innanzitutto, come funziona la logica produttiva? Noi chiudiamo la filiera. E il principio dell'associazione è quello, poter chiudere, quindi gli agricoltori che producono, gli agricoltori che macinano e gli agricoltori che consumano direttamente le farine nei vari panifici, pastifici, biscottifici, dove ce la chiedono. Ed ecco la motivazione economica di Leonardo. Un grano commerciale, diciamo un grano attuale, moderno, viene pagato 18-20 euro al quintale. Sì, purtroppo. Il grano, purtroppo, il grano antico invece di Leonardo può arrivare a 60 euro al quintale. Sì. Dopodiché il grano antico produce magari meno della metà. Molto meno. Però una farina convenzionale è pagata 50, massimo 70 euro al quintale. Una farina di grano antico è pagata anche 180 euro al quintale, quasi 3 volte tanto. Ma cosa c'è sotto? Non sarà mica solo una moda. No, assolutamente. Com'è? Fammela vedere la farina di grano antico. Cos'ha di particolare? La farina è Cos'ha- questa. Qui c'è dentro tutto. Qui c'è dentro tutto, è un'affermazione piuttosto impegnativa. A me sembra farina. E
invece cos'ha di particolare? Dimmi mo'. Niente, la salubrità, la qualità dei prodotti che si possono ottenere. Questo quando viene macinato contiene il germe, quindi ha tutto il chicco. Questo è proprio il cuore. Secondo i sostenitori dei grani antichi, questa farina è più nutriente ed è fatta di un amido diverso, per cui sarebbe più digeribile. Ma dai? Questa è una farina che può essere consumata dalle persone che hanno delle intolleranze al glutine, Sì. perché con la lavorazione... Non i celiaci però. No, assolutamente, i celiaci no. Però uno che magari ha dei disturbini? Questo va benissimo. Bella storia! Vissero tutti felici e contenti. Leonardo il contadino guadagna e fa bene alla sua terra. E Giorgio il mugnaio produce una farina speciale che fa bene al consumatore, cioè a me. E calcolando che i mulini italiani lavorano 5.400.000 tonnellate di grano tenero all'anno, da cui si producono 4 milioni di tonnellate di farine per pane e dolci, ma questa potrebbe essere una bella idea per il futuro. Sono in missione per conto del Grana Padano, per individuare, diciamo, delle buone pratiche di economia circolare, per cui io ti consegno questo premio e dopodiché, questa invece è una chicca, e accetta questo simbolo elettrone, la mia moto elettrica ma antica, antico, moderno, passato e futuro. Eccola a te. Grazie. Questo andrà sicuramente nella sede dell'associazione. Oh, Grazie ancora. perfetto. Ma ricominciamo il viaggio, anzi, facciamo un flashback. Vieni qua, Nerina. Oh. In questa seconda serie di Slow Tour Padano io sono in missione per conto di Nerina, una mia amica vacca da latte. È depressa, Nerina. È depressa perché ultimamente ce l'hanno tutti con lei, le danno tutte le colpe. No, stai ferma, sto ferma, no. La accusano di consumare risorse, acqua, energia, di inquinare l'aria con le sue flatulenze meteoristiche. Ma pare che ci sia una speranza. C'è un progetto che si chiama Titti e Gigi. Chi sono? 2 cartoni animati o c'è sotto qualcosa di più interessante? No, TTGG vuol dire The Tough Get Going, che significa i duri cominciano a giocare. E i protagonisti appunto di questo progetto sono i formaggi a pasta dura come il Grana Padano DOP. L'idea di questo progetto è semplice, conoscersi per migliorarsi. Ah! Mi devi aiutare, non ci arrivo, sei alto 2 metri almeno. Allora, dicevi, questo progetto a cura di? Politecnico di Milano. Sì. Università Cattolica del Sacro Cuore. Sì. Bene così? Fondazione Qualivita ed Enersem, uno spin-off del Politecnico di Milano. Con loro abbiamo fatto una raccolta senza precedenti nella filiera del Grana Padano DOP e del Comté francese per aiutare le aziende a migliorarsi dal punto di vista ambientale ed energetico. Lo avevo detto a Nerina, che si sente un po' in colpa, vorrebbe migliorarsi, come dire, essere più ecocompatibile, quindi serve a questo. Sì, serve a questo. Senti, siamo davanti a un caseificio, non è che mi fai un esempio? Per capire come funziona questo progetto, promosso dal Consorzio del Grana Padano, per misurare l'impatto ambientale. È attuato su tutta la filiera, quindi si parla dalle stalle ai caseifici ai confezionatori. Un esempio è appunto questa caldaia dove si porta durante la fase di cottura della cagliata a una temperatura di 54 gradi. Bene, questo calore tra le soluzioni di efficienza che abbiamo individuato può essere recuperato per poter scaldare magari dell'acqua che viene utilizzata per il lavaggio oppure scaldare il latte che entra dentro la caldaia e quindi non viene sprecato ma viene tutto recuperato. Quindi è una specie di vademecum di razionalizzazione. Sì, sono dei consigli che noi diamo ai produttori e sono soluzioni semplici anche per risparmiare dell'energia e portano a un risparmio che varia tra il 15 al 30%, che è un risparmio in bolletta ma anche un risparmio in termini di emissioni all'interno della filiera. E nella filiera, prima del caseificio, viene la stalla. Lucrezia, si sta bene qua! È il posto più confortevole! Oh. Guarda, le vacche fanno la doccetta. Poi le asciugano. E poi ci sono le ventole, alcune asciugano, altre invece fanno l'aria fresca. Oh. Ci tratteniamo un po'. Dai, si sta da Dio. Quasi quasi. Comunque, allora,
torniamo al progetto TTGG Life, che si occupa praticamente delle vacche, praticamente dall'alimentazione alla deiezione, Giusto, passando per la produzione. chiaramente. Stanno mangiando. Loro Quindi mangiano. Voi avete controllato, pesato, misurato, analizzato, tu poi vieni dalla chimica, tutto quello che mangiano per verificare se è la roba giusta, se non c'è uno spreco, se non c'è... È molto importante quello che loro mangiano, perché al di là di garantire all'animale il giusto benessere animale, che è una cosa fondamentale per produrre in modo anche di qualità, e la qualità e la sostenibilità vanno sempre d'accordo. No, scusa, questo è un punto importante, devo riferire a Nerina, cioè il benessere animale, se loro stanno bene... Producono meglio nel senso della performance ambientale, impattano di meno se stanno bene. Infatti, e quindi è importante quello che mangiano, perché quello che mangiano influenza le fermentazioni enteriche. E quindi cioè quello che succede nel loro pancino. Esatto, e come sottoprodotto esce il metano, ma se no che è un gas ad effetto serra. E questo è un punto debole di Nerina. Sì, però se noi le diamo da mangiare bene a Nerina, riusciamo a ridurre la quantità di metano che lei produce e quindi riusciamo a ridurre l'impatto ambientale. Ha dei complessi Nerina. Ultimo elemento mi sembra molto importante sono appunto le deiezioni, che non si butta via niente della vacca, nemmeno la cacca. Fa rima, ma è vero. Bravo, poeta. Sì, sono un poeta contadino. Ma cosa diventano le deiezioni? Allora, le stalle sono degli esempi di economia circolare. L'ha detto, le stalle sono un esempio di economia circolare. Perché le cosiddette deiezioni animali vengono raccolte, messe dentro ai digestori, dove fermentano e diventano biometano, cioè energia per l'azienda. Quello che rimane diventa digestato, cioè concime, e torna alla terra. Quindi è tutto un ciclo, perché poi con quei campi producono quello che mangiano e quello che mangiano poi, quello che non finisce nel latte finisce nelle deiezioni e le deiezioni finiscono nel biogas, quindi chiudiamo un ciclo. Scusa, in poche parole, il progetto Life TTGG ha come obiettivo di mettere in fila tutte queste cose e di dare poi allevatori, produttori, trasformatori, consumatori i consigli giusti. Esatto, quindi si va a migliorare dove ce n'è bisogno, dove si può e come si può, per avere la filiera più ecocompatibile possibile, a tutela dell'ambiente e del consumatore. Dopo aver ricaricato la batteria di elettrone, proseguo il viaggio verso est e mi ritrovo a casa mia, alle Grazie, un prezioso paese lungo il Mincio, alle porte di Mantova. E sono nato lì su quella torre, lì dove c'era Angelin con la tromba. Giuseppe è nato qui, sotto alla torre di Angelin della Tromba, la banderuola che non si muove quasi mai, perché qui, nella bassa, non tira spesso il vento. Chi meglio di lui per raccontarmi la storia del famoso Santuario delle Grazie? Mi corregga se sbaglio. Allora, quella chiesa lì, nel 1200 era una chiesina da poco. Sì, era una forma di altarino lì. Sì, era una chiesina per i pescatori. Era per i pescatori, però il quadro della Madonna l'hanno trovato su una pianta e veniva adorato dai pescatori. Poi mi risulta che nel 1300 è arrivata la peste. E Francesco Gonzaga... Lui ha fatto il santuario qui per ringraziare della Madonna perché è passata la peste. Dopodiché qui sono passati imperatori, re, papi. Sì, qua è stata frequentata da gente... Napoleone che ha portato via tutte le statue d'oro. Giuseppe è la memoria storica delle Grazie. A me risulta che questo era un posto per un libero mercato e da allora la Fiera delle Grazie. Vede tutte queste arcate nelle case, che erano tutti portici. Restano ancora le tracce del grande caravanserraglio del 400, quando Francesco Gonzaga dichiara le Grazie praticamente Porto Franco. E ancora oggi, a Ferragosto, si celebra la Fiera delle Grazie, famosa in tutto il mondo per i madonnari. Da tutto il mondo vengono questi madonnari, dal Giappone, dalla Colombia, dal Venezuela, dalla Germania, dalla Francia, vengono tutti chiamati, anche selezionati, perché via che uno, cioè che dipinge così, insomma deve essere
una cosa presentabile. Degna della grande bellezza del santuario, che appena entri ti risucchia in un'atmosfera solenne ma cupa, un po' pesante, incombente, come la nebbia padana di sera. C'è persino la statua della Miseria, vestita da donna ma con la testa da uomo, a testimoniare che da queste parti la miseria riguarda tutti. C'è un'aura drammatica. Non a caso Bertolucci ha ambientato qui la scena di Novecento dove gli agrari latifondisti decidono di finanziare le squadrazze fasciste. E non aiuta a sentirsi a proprio agio neanche il coccodrillo imbalsamato che incombe appeso al soffitto. Il coccodrillo è la personificazione del male, del demonio, no? Quindi il coccodrillo posto all'ingresso del santuario sta a dire al pellegrino che viene in questo luogo che il male è già stato sconfitto, è già stato vinto da Gesù Cristo con la sua Pasqua, quindi non c'è motivo di temerlo, ma se ci si affida anche all'intercessione di Maria lo si può sconfiggere. Giuseppe naturalmente ha una versione più terra-terra di quella del rettore del santuario. Per me la vera è quella dei frati missionari, sono andati in Africa e hanno portato, diciamo, in un sacco qualcosa, hanno portato il coccodrillo. Giuseppe, tu da piccolo qua facevi il chirichetto? Sì, per 20 anni l'ho fatto. Allora, Dimmi. il quadretto che hanno trovato e per il quale hanno fatto la prima cappellina è là? È quello là. Sull'altare? Sull'altare. Tu che sai tutto di questa chiesa, a me hanno colpito questi ex voto, ma guarda quanti ce ne sono a sfondo agricolo. Sì. Cioè ci sono degli ex voto che riguardano il bestiame, che riguardano il vino, che riguardano la terra. Tutto. Guarda, vedi i cavalli qua. imbizzarriti. Ma gli ex voto più straordinari sono le statue nelle nicchie della navata centrale. È tutta cera. E cartapesta? E cartapesta. Ascoltami, il bello di queste statue è che alcune sono di grandi personaggi, tipo quello lì, chi è quello lì? Quello col cannone? È un capitano Gonzaga, è tornato dalla guerra. Ma ci sono anche dei disgraziati, guarda, quello là è l'impiccato. Sì. Lui doveva essere impiccato e invece la Madonna ha sciolto il nodo. Giovannin della Massola. Quello lì si chiama Giovannin della Massola. Giovannin della Massola, sarebbe Giovannino dalla Mazza. Sì. Lui faceva il boia, che stava per dare la mazzata, e invece la Madonna le ha fermato la mazza così, perché era innocente. Sì. Quindi questa chiesa qua è il cuore delle grazie. È il cuore. E dopo le spiegherò giù al lago anche cosa mi è successo. Anche Giuseppe ha vissuto il suo miracolo e mi fa una confidenza tenera, commovente. Mi è apparsa la Madonna. Urca. Giù al lago, il 4 agosto del 2017. E com'è stato? Sono sceso con quella bici, no? Stavo per scendere, e dove andavo sempre là c'è una panchina che io mi sedevo lì e ho visto questa figura femminile con un bel vestito rosa, in fondo aveva una fascia nera, e io sono stato lì, ho detto ma vado là perché insomma vado a importunare, e invece ci sono andato dopo, perché ci sono gli alberi e non l'ho più vista. Ma non dico niente. Neanch'io, non dico niente. Non dico niente, Non dici solo niente di che ho cominciato a piangere perché naturalmente sono stato preso dall'emozione. Io lo so cosa ha visto Giuseppe. Non so se ha visto la Madonna, ma certamente ha visto la bellezza e lo spirito del suo fiume, il genius loci di questo ambiente che tocca anche me che sono nato a 10 chilometri da qui. È un mondo umido, ma perciò accogliente, fertile, materno, sempre un po' malinconico, ma rassicurante. San Bernardino fece proprio qui il primo miracolo. Ha gettato sull'acqua il suo mantello per attraversare il Mincio. Giuseppe invece mi porta in barca, dal mantel al batel. Giuseppe, che remata è quella lì? Questa qui è la remata dei cacciatori che andavano in mezzo alle canne piano piano e anche dei pescatori. Perché se te non vai, come diceva mio zio, pianina man leggera, se te fai questo gesto, il pesce è già
a 100 metri. Chiaro, questo... Hai capito? Questo è una cosa che mi ha insegnato mio zio, che andai all'asilo, cioè ero bambino. Invece la mia maestra mi ha insegnato che il Mincio parte dal lago di Garda, Sì. viene giù e va a finire nel Po. Sì. E se non vado errato sono 73 chilometri. Sì. Che dal 1973 è diventato il Parco del Mincio, una preziosa riserva di oasi naturalistiche e zone protette, ricche di animali, di piante, ma anche di storia, che noi mantovani abbiamo ben presente. Mio babbo si è diplomato al Pitentino, Sì, Pitentino, per geometri e ragionieri. geometra. Io invece ho fatto la scuola media alla Bertazzolo. Anch'io. Anche te? Anch'io, Patrizio. Ma chi erano Alberto Pitentino e Gabriele Bertazzolo? Erano quelli che hanno bonificato Sì, tutta la zona. Alberto Pitentino alla fine del 1100, Gabriele Bertazzolo nel 1600 con Vincenzo Gonzaga hanno progettato e realizzato le grandi opere di bonifica che hanno trasformato una palude nella terra agricola più fertile che ci sia e creato i famosi laghi che hanno protetto la Mantova rinascimentale. No, l'acqua qua è servita a tutto. È servita all'agricoltura, è servita ai trasporti, è servita per la pesca, è servita per la difesa. L'acqua del Mincio è servita anche a un esperimento botanico. Stiamo arrivando in mezzo ai caplas. Ai caplas. Dicesi caplas. Sì. La fogliolona di questi che sono i fiori di loto. Tecnicamente è una pianta che viene dall'Oriente ed è chiamata Nelumbonacea. 100 anni fa una studiosa di botanica di Parma ha piantato qui dei rizomi cinesi che si sono ambientati molto bene. Al di fuori del Giappone, questa è la distesa più grande e più importante di fiori di loto, che fioriscono in estate, sono uno spettacolo pazzesco, sono anche un bel problema. Adesso i fiori di loto sono bellissimi, Sì. però sono tantissimi. Guarda, aspetta, cerchiamo di non andare nel lago. Attenzione, Lo so io. prendi un caplas grosso. Un caplas grosso. Callè, guarda. Ma... Quello lì. Il loto ha anche aspetti curiosi. Guarda l'acqua cosa fa. La vedi? Guarda, fa delle perle sopra. Ma hanno anche pensato di usarlo come un tessuto naturale, copiando la nanostruttura molecolare del caplas o foglia del fiore di loto. Hanno inventato il Gore-Tex. Guarda, la vedi? È seta, nel senso che questa è una seta che poi si può filare. A proposito di economia circolare, il fiore dentro, guarda, c'ha i semi e con i semi si può fare un sacco di roba, si può fare l'olio o anche medicinali. Il tubero che adesso sta sott'acqua, che comunque si può mangiare, che gli orientali mangiano come prelibatezza. Quindi veramente del caplas non si butta via niente. Guarda, bellissimo. E poi alla fine, quando hai finito di fare questi usi, puoi fare questi. Finito il giro in batel, salgo sulla chiatta dei barcaioli del Mincio per una vera gita, risalendo il fiume verso il lago superiore. E rieccomi nella mia funzione fondamentale, quella del turista. Perché adesso qua si fa del turismo, ma non era così una volta. Noi portiamo turisti in questo scenario orientale abbinato al gotico lombardo delle chiese e al Rinascimento mantovano. Una particolarità che sa offrire la città di Mantova nei mesi estivi. Ti confesso una cosa, che non tornavo da queste parti da 50 anni. Ah, addirittura. Ti piace? Adesso la risorsa è il turismo, Covid permettendo. Certo. Una volta non era così però qua. No, una volta non era così, una volta vivevamo senza turismo più che altro. C'era un turismo ma non era a questi livelli, però avevamo una natura incontaminata. Ma l'economia era anche diversa di questi Era posti. diversa l'economia, sicuramente. Come Poi, campava la gente qua? campava in gran parte delle risorse della palude, dunque lo sfalcio del canneto. Le canne per fare le arelle dei controsoffitti. La caccia, la pesca. C'erano una cinquantina di pescatori di professione. L'impagliatura delle sedie e fiaschi,
Cioè era tutta un'economia legata a questa zona. Ormai tutto è finito a metà degli anni 70. Il buon mondo antico che è scomparso perché si è rotto un equilibrio naturale e il futuro non promette bene. Tutta quella roba che qua vediamo in autunno marcirà e andrà sul fondo. Anno passa anno, tutta questa roba marcisce e va giù. E dunque a questo punto si interrirà, creando biomasse e a sua volta metano. Ovviamente le acque tendono sempre di più a essere asfittiche ed eutrofiche. E a tutto questo si aggiunge l'inquinamento. L'emissione degli affluenti col carico dell'azoto, che sarebbe l'urea, quella che si butta nel mais, certo, quando si dilava piovendo, va nei fiumi, canali e quant'altro. Le porcilaie, gli azotati, i nitriti, i nitrati. Siamo alle solite, Nerina, al perenne conflitto fra natura e agricoltura, che qui, dalle mie parti, è particolarmente drammatico. Eppure qui vicino, sull'altra sponda del Mincio, un esempio di equilibrio tra terra e acqua, tra tradizione e innovazione, ci sarebbe. Vado a cercare Stefano. Ma nella stalla non c'è nessuno, solo uno strano robot. Ma cosa fa? È una novità, vero? Spiegami, come funziona? Me lo spiega Bianchina, sì, parente di Nerina. Mi ha detto che lui, guarda, lui mette a posto tutto il foraggio, ha una cellula. Sì, guarda, ha pulito tutto. Bravo! Guarda, le vacche lo conoscono, tirano fuori il musone. È arrivato lui, eh? Ah, è bravo, è bravo. Anche tu sei brava. E il bravo robot alla fine serve l'autopasto alle vacche. Ma questo poi non è un foraggio normale. Questo per le vacche è un ristorante stellato, anzi stallato, perché viene da un campo speciale, dove finalmente trovo Stefano. Questi qua sono i prati stabili. Prato stabile a livello agronomico vuole dire che tu qui non vieni ad arare. No, assolutamente. Non vieni a sarchiare. È una situazione abbastanza parente con le marcite. Sì. E qui hai in pratica foraggio tutto l'anno. Esatto. A proposito di economia circolare, il prato stabile praticamente si rifà da solo. In base alla stagione ogni essenza produce la sua semente che ricade in terra e poi torna a germogliare. L'inverno poi si mette la sostanza organica, si mette il letame, il liquame e poi dopo d'estate vengono continuamente irrigati. L'irrigazione, difatti guarda qua, siamo con i piedi nell'acqua, perché l'acqua è una costante. Ma sotto quest'acqua e sotto questo prato perenne c'è di più. I prati stabili sono dei fissatori di carbonio. Vengono trattenuti all'anno 180 tonnellate di carbonio. In un ettaro? In un ettaro, che nel momento in cui non vengono dissodati, tutto rimane all'interno della struttura del prato stabile. Quindi, ricapitolando, il prato stabile fa bene all'ambiente, ma soprattutto produce un fieno speciale. Noi abbiamo la possibilità di raccogliere in diversi periodi dell'anno e tutti gli sfalci ci sono essenze diverse. Allora diciamo che qua la biodiversità è esaltata perché c'è del tarasso, c'è comunque dell'oietto, c'è del grano selvatico e così via, del trifoglio e tutto questo compone un alimento che è assolutamente completo. Hanno calcolato che addirittura qua ci sono, nell'arco dell'anno, 67 specie vegetali diverse. E questo ha consentito di dare al formaggio delle caratteristiche leggermente diverse dall'altro ed è una ricchezza che riteniamo sia fondamentale per il grana padano. Questo qui è grana padano DOP da fieno, ma non essendo un raffreddore da fieno, cos'è? Questo è un nostro prodotto che deriva innanzitutto dal territorio. Questo è il grana padano selezione da fieno. L'alimentazione degli animali viene fatta solo con questi fieni di prato stabile e un po' di mangime. Da qui ricambiamo un latte molto particolare. E quindi un grana padano particolare. E a proposito di particolarità, il caseificio Latteria San Pietro produce il grana padano DOP kosher. Kosher vuol dire che sono seguite tutte le norme, tutte le richieste, regole per essere kosher.
Arié Staimet viene dal Belgio ed è il rabbino che per certificare il grana padano kosher deve controllare tutte le fasi della filiera. Quando vado alla stalla controllo che non c'è un altro animale tranne le vacche che sono vicino alla mungitura e anche dove c'è il serbatoio che si prendono il latte che è pulito e vuoto prima di ogni mungitura. Quindi nella stalla non ci devono essere altri animali oltre alle vacche e i contenitori del latte devono essere puri e nel caseificio si controlla il caglio. Il caglio non è considerato carne, allora si può usare per fare la grana. E quello che tu vai a vedere è l'igiene, il corretto processo, quindi... Alla fine la verifica di Arié potrebbe considerarsi anche un ulteriore controllo qualità. Ma a proposito di qualità, come sarà mai questo grana padano da fieno? Prati stabili qui nel Mantovano, che producono un fieno speciale, che produce un latte speciale, che produce un grana padano speciale. Adesso me lo fai assaggiare però. Il momento. Il famoso grana da fieno. Oh, perfetto, guarda. Questo è un 36 mesi selezione da fieno. Alla fine ce l'ho fatta a farmi invitare a pranzo da Stefano. Una bella tavolata con Arié, il rabbino. C'è Alessandro che è tuo fratello, e poi c'è Rita che è tua moglie, e poi Franca la tua mamma, e poi Carlo il tuo babbo. Ma io non sono arrivato a mani vuote. Allora, prima di tutto, se volete fare dei segnaposti, potete usare questi fogliettini. Questi fogliettini si intitolano Think Po-Positive, Popò, e quindi sono fatti in pratica di cacca di mucca. Mi sento un imbonitore ecologico che deve vendere piccole e grandi idee ecocompatibili, ma del resto sono in missione per conto di Nerina per salvare il pianeta. Questa tovaglietta è una tovaglietta molto particolare. Eccola qua. È di cotone, però imbevuto di cera d'api, di olio di nocciole e di resina di pino. Lavabile, riciclabile, serve per avvolgere alimenti al posto della plastica. Questa è la mia tazza personale ed è una tazza fatta in pratica in bioplastica. Questa la chiamano in milanese schiscetta. Naturalmente la schiscetta non è una schiscetta vulgaris, perché è fatta rigorosamente in paglia di frumento. Tutto riciclabile, tutto nelle direzioni dell'economia circolare, idee di carattere ecocompatibile. Ma nella schiscetta c'è di più. Ho cucinato in senso antropologico. È un tributo a te. Questa è una ricetta che abbiamo cercato di fare seguendo le regole del kosher. Le riconosci questi come sambusek? Sì, sono un impasto ripieno, si può fare con carne, con diversi tipi di formaggi. No, noi qui non abbiamo messo insieme carne e formaggio, altrimenti che tributo era? Sì, scusa, no, questo lo sappiamo. Sì, ovvio non insieme, ma si può fare... Ma la cosa importante, il grana padano kosher. Ma non basta, il grana padano guarda a tutte le tradizioni e io ho un'altra pietanza. Questo qua è un hummus. Quindi in qualche modo è un cibo di tradizione anche ebraica, ma di tradizione anche islamica. E qua ci abbiamo messo naturalmente ceci, barbabietola, pane tostato, olio, sale, crema di sesamo, ma anche grana padano halal. Nel senso che qui di vicino c'è un altro caseificio, la latteria sociale, che fa un grana padano che è approvato dalla comunità islamica. Non ti dico mica che devi mangiarlo, però insomma è qui. E vabbè, e dopo sì, qua ci sono delle lasagne. Le lasagne, diciamo, sono un tributo alla pianura padana. E a questo punto siamo al discorso. Discorso. Io non so se posso dire che il grana padano DOP è il grana della pace, ma anche sì, c'è tutto e si declina in tutte le culture. Il fatto di essere qua e raccontare diversi grana padano che possono rispondere alle esigenze di altri popoli, io penso che sia veramente un formaggio che mette insieme tutti. Bene, e adesso possiamo fare il brindisi e mangiare. Il grana da fieno.
e domani si riparte per un'altra puntata di Slow Tour Padano, per scoprire cosa sta facendo la filiera agroalimentare per diventare più eco-green.